Ben arrivati a tutti. Il mio ruolo stasera è solo quello della padrona di casa. Noi abbiamo voluto veramente con forza organizzare questi momenti che abbiamo chiamato le 5 giornate di Naro per poter parlare di Europa e lo facciamo con una delle massime autorità da questo punto di vista. Io ho l'onore di circondarmi di alcuni consulenti a titolo gratuito, fra i quali abbiamo il professore Antonello Pezzini dell'Università di Bergamo, nonché autorevole componente del CESE, che è il Comitato Economico e Sociale Europeo, e il professor Antonio Pileggi, che è ordinario di diritto del lavoro dell'Università Tor Vergata di Roma, che è voluto essere presente anche perché mi ha detto mi piace ascoltare il professore Pezzini, perché lui poi il suo programma lo svilupperà in altri momenti, ancora abbiamo delle date da concordare. Come vi dicevo, io vi ringrazio anche per la pazienza, insomma, di aver atteso per 18 minuti dopo l'ora che avevamo già prefissato. Io vi inviterei una cosa. Il professore è amabilissimo, lo si ascolta con un piacere incredibile, però se avete, non risparmiatelo, se avete delle domande poi da fare, fatele, perché davvero può darci le giuste risposte a tanti nostri interrogativi. Ci farà sentire veramente l'Europa più vicina, perché a volte ci sembra che sia una cosa lontana, di cui non parlare, anzi spesso qualcosa da dimenticare. Invece sono certa e sono convinta, insomma, che anche noi possiamo trovare la via maestra per accedere anche ai contributi, vero professore Pezzini, perché è quello che insomma ci aspettiamo maggiormente. Una buona serata, poi se è il caso insomma reintervengo, ma dobbiamo essere essenziali, concreti. A noi interessa più che altro ascoltare loro. Grazie e buona serata. Allora, grazie per l'invito, grazie al nostro carissimo sindaco o sindaca, io sono calabrese e quindi insomma sindaca va bene anche per i calabresi. Sono un giuslavorista, come diceva la sindaca, quindi Maria Grazia va bene, perché io credo che Maria Grazia vada bene perché è una persona estremamente affabile, alla mano, quindi l'autorevolezza la dimostra nel contatto quotidiano con le persone, non ha bisogno di essere chiamata se non col suo nome, ed è comunque autorevolissima. Ho avuto il piacere di conoscerla da qualche anno, è stato, si può dire, amore a prima vista, che condivido con Mariella. Anche Mariella può essere chiamata con Mariella, ed è sempre autorevolissima, e sono venuto qui attratto e sedotto dalla bellezza, dall'arte, dalla cultura, dalla natura, che sono ideali che condivido con Maria Grazia, Mariella e con Antonello, posso chiamarlo? Certo. Antonello. Quindi sono venuto per apprendere, per ascoltare, non per intervenire, ed eventualmente per moderare se ci fosse un dibattito. Ho trovato immediatamente una grande empatia, consonanza con Maria Grazia, Mariella e Antonello, e la possibilità di vedere cosa noi e l'Europa possiamo fare insieme nei settori che ci interessano, quelli della cultura, dell'arte, della natura, dell'ambiente. Domani andrò a vedere alberi secolari, mi ha promesso Maria Grazia, carrubi e ulivi secolari. Ecco, su questo credo che si debba puntare, sui valori, sulla tradizione, sul bello, sulla cultura, sull'arte, su uno sviluppo che sia uno sviluppo non faccenda da faccendieri. E su alcune battaglie io sarò sempre a fianco di Maria Grazia, Mariella e Antonello,
e in particolare tutto quello che si può fare per riportare agli antichi fasti il Duomo di Naro deve essere assolutamente fatto. È un monumento bellissimo, mi sono arrampicato in quelle impalcature, cioè veramente un peccato che si trovi in quello stato. Deve essere assolutamente recuperato, perché Naro deve essere fulgentissima in tutti i suoi monumenti più rappresentativi. E si sono impegnati Maria Grazia, Mariella ed Antonello ad aiutarmi in una battaglia che io sto conducendo come avvocato. Io sono giuslavorista, ma non disdegno battaglie giuste nei campi dell'ambiente, della cultura e dell'arte. E la battaglia che sto conducendo è quella per il salvataggio del Caffè Greco di Roma, un bene culturale vincolato che con un banale sfratto la proprietà delle mura vorrebbe sgombrare, quindi un pezzo di storia di Roma verrebbe cancellata. Quindi quando Maria Grazia dovesse invitarmi, qualsiasi iniziativa a difesa della cultura, del bello e della natura mi vedrà al suo fianco, mi vedranno al loro fianco. Quindi vi ringrazio tantissimo per l'invito. Sarà un piacere ascoltare il professor Pezzini, al quale cedo la parola. Scusate, ci sono dei posti qui alla mia sinistra, quindi se qualcuno volesse approfittarne ci sono ancora parecchi posti anziché stare in piedi. Grazie. Anch'io aggiungo a quello che diceva Antonio, aggiungo appunto il piacere di trovarmi con gli amici qui in Sicilia, dove sono venuto anche spesso negli anni scorsi e dove vengo sempre volentieri, e spero di venire ancora negli altri incontri che sono stati programmati, e soprattutto mi auguro che questi incontri, e vorrei dire anche le cose che riusciremo a organizzare insieme con persone fra l'altro pragmatiche veramente, come sono sia Maria Grazia sia anche Mariella, che dico sempre che ubi est Petrus ibi est Ecclesia, insieme sempre le ho conosciute in tutti questi anni e insieme so che cercheranno di fare un lavoro anche molto molto interessante con la Giunta, col Consiglio e con voi qui per la città di Naro. Innanzitutto vi dico, quando noi parliamo di apprendimento e i testi che vengono elaborati a Bruxelles distinguono tra i vari tipi di apprendimento, noi abbiamo un apprendimento formale, quello che noi abbiamo nella scuola. Quando io incontro una bambina, una preadolescente, chiedevo prima a lei che scuola facesse, mi ha detto la quinta elementare. Quello è un apprendimento formale proprio nella scuola. Un secondo apprendimento che è lo stesso importante è quello che noi chiamiamo nei testi, proprio anche nei documenti a Bruxelles, l'apprendimento non formale, per distinguerlo dall'informale. Esistono quindi 3 modelli di apprendimento. Quello che noi stiamo facendo qui stasera è l'apprendimento non formale, cioè un apprendimento che non fa parte di una serie organizzata di studi attraverso una didattica, attraverso una legislazione, ma viene compiuto attraverso un'organizzazione, ha una sua logica. Qui nel comune di Naro il sindaco Maria Grazia, insieme alla giunta, insieme a quelli che l'hanno aiutato, ha organizzato una serata come questa, creando dei manifesti, suscitando l'interesse verso quello che potremo dire tutti insieme, quindi ha partecipato in quello che noi chiamiamo normalmente un tipo di apprendimento non formale, ma che ha un'importanza enorme, perché l'apprendimento non formale consente di veicolare cultura, di veicolare informazioni, atteggiamenti, pensieri, modi di fare che talvolta rimangono esclusivi dall'apprendimento formale nella scuola, ma che non riescono a cogliere le persone che sono fuori dalla scuola. E noi sappiamo quanto importante diventa sempre più avere momenti in cui noi possiamo fare una riflessione su quello che sta avvenendo, perché quello che avviene sta cambiando in maniera estremamente veloce.
E quindi l'apprendimento non formale è quello che ci consente di poter dare quegli stimoli che servono a comprendere la realtà che ci circonda, com'è l'incontro di questa sera, dove ciascuno può avere alcuni stimoli, può esporre proprie relazioni, proprie intuizioni che diventano patrimonio di tutti noi che siamo qui insieme. Infine c'è l'apprendimento informale. L'apprendimento informale, secondo noi e secondo quello che noi mettiamo nei testi della cultura a Bruxelles, quindi sono termini che noi usiamo e hanno un significato per poterci capire quando noi scriviamo, quando noi facciamo riunioni. L'apprendimento informale, che è il terzo tipo di apprendimento, è quello che noi abbiamo nel gruppo dei pari. Quando sono a scuola i nostri preadolescenti, i nostri studenti si trovano fuori, discutono, parlano, ma anche di sport, ma anche di quello che li circonda, delle loro feste, dei loro incontri. Ecco, lì nel gruppo dei pari si sprigiona tutta una forma di apprendimento che è l'apprendimento informale. Quindi quello che è molto importante in una società che cresce, che si manifesta e che si adatta ai cambiamenti che ci sono nel sociale, è quello di riuscire a articolare in questi tre tipi di apprendimento: quello formale nella scuola, quello non formale che è come quello di stasera organizzato, e infine l'informale, tutta una serie di stimoli che possano servire a far crescere che cosa? L'Europa si preoccupa che cresca un senso della cittadinanza, un senso della democrazia, un senso del rispetto di quelli che ci circondano, un senso dell'accoglienza. Cioè tutto questo non nasce per germinazione spontanea, nasce attraverso i veicoli in cui le persone si incontrano e anche i veicoli che le persone che hanno potere, come sono i sindaci, gli assessori e altri, riescono a creare nel territorio, dove ci si confronta e ci si sprovincializza. Uno dei grandi temi, dei grandi problemi, io ricordo che quando feci il primo esame di antropologia alla Cattolica, subito negli anni 60-61, io ebbi il piacere di avere anche come amico, anche se io facevo allora filosofia, Prodi faceva economia, eravamo insieme alla Cattolica e talvolta si discuteva con lui e facemmo insieme degli esami con l'Alberoni, che poi andò a Padova, adesso scrive sul Corriere. Fece un esame di antropologia culturale con lui, nel quale esame Alberoni ci insegnò allora, giovani ventenni, che la cultura sono le modalità di comportamento, e aveva ragione, modalità di comportamento che sono trasmesse attraverso segni, simboli, discorsi, eccetera. Quindi la vera cultura antropologica è il modo in cui ci si comporta. Noi sappiamo che il modo di organizzare un matrimonio, il modo di organizzare una cresima, il modo di organizzare una festa può essere estremamente diverso che ci si trovi in Sicilia o ci si trovi a Bergamo o ci si trovi in Malawi. Ecco, il modo in cui ci si organizza nella vita quotidiana, il senso di rispetto che si ha verso l'anziano, verso colui che è diverso da noi, fa parte di un modo di comportarsi che si acquisisce. Come si acquisisce? Più andiamo avanti, e poi entro in quello che fa l'Europa in questi temi, più andiamo avanti, poi più ci rendiamo conto che molte cose che un tempo non conoscevamo, adesso incominciamo a conoscerle. Nel campo della medicina, ma anche nel campo della cultura, anche nel campo dei dinamismi cerebrali. Io cito sempre due esempi. Mio padre morì nel 51, aveva 54 anni, stava bene e morì per un infarto. Ma quando morì mio padre nel 1951 non si facevano gli esami del colesterolo, dei trigliceridi, di tutti quegli esami che si fanno ora, che consentono anche a me, che ormai ho quasi 80 anni, di poter lavorare 14-16 ore al giorno, stando più attento però al cibo che io prendo, in modo da evitare di accumulare grassi, in modo da cercare di fare almeno una vita più controllata, tenuto conto che sono ancora molto impegnato, grazie a Dio, e considero di continuare così se riesco ancora 20 anni, se ce la faccio. Ma per dire, allora non eravamo in grado di capire che attraverso gli esami, le analisi, avremmo potuto prolungare la vita delle persone. Oggi lo sappiamo, abbiamo scoperto questo. La diffusione delle competenze in maniera più organica,
chi ha la mia età ricorda il dolore che noi provammo quando morì Fausto Coppi. E Fausto Coppi morì in un ospedale perché non avevano diagnosticato in tempo che aveva la malaria. Era andato con Geminiani in Africa a caccia, era ritornato, si era ammalato, ma i medici non avevano potuto diagnosticare che aveva il plasmodio della malaria, perché allora in un ospedale di provincia come era quello appunto di Voghera non era possibile fare le analisi e stabilire che c'era il plasmodio. Quando incominciarono a dubitare che potesse essere questa malattia, il plasmodio della malaria, che si cura col chinino, mandarono il sangue a Torino perché lo analizzassero, passarono 3-4 giorni, era troppo tardi. Cito Fausto Coppi perché non era un uomo qualunque, allora il ciclismo era più importante del calcio e noi seguivamo il ciclismo con una passione spaventosa e Fausto Coppi era circondato dalla stima e dall'affetto di tutti, era un uomo importante, eppure i medici non furono in grado di salvarlo e morì con una malaria che diversamente sarebbe stata curata. Questo per arrivare al concetto che vi devo dire adesso, cioè il concetto dell'apprendimento che noi abbiamo. Noi ormai negli ultimi anni abbiamo scoperto, a partire soprattutto dagli anni '80, e sono stati gli italiani con i loro studi, e ci sono dei pregevoli studi e l'Europa sta recependo questa posizione, che ciascuno di noi è dotato di quelli che noi chiamiamo i neuroni specchio. Noi ci chiediamo come facciamo noi ad avere le esperienze che abbiamo, come facciamo noi a capire che dobbiamo ridere, che abbiamo dolore, che ci dobbiamo difendere, cosa esiste nel nostro cervello che ci dà le emozioni, le sensazioni, i fatti. Bene, noi adesso stiamo studiando ormai da oltre 20 anni che quando una persona alza un braccio, nel cervello della persona che gli sta davanti si accende un neurone che corrisponde allo stesso neurone che si sarebbe acceso se quella persona avesse alzato il braccio. Cioè noi riusciamo a dialogare gli uni con gli altri all'interno di questo discorso che abbiamo nei dinamismi cerebrali, per cui nel nostro cervello si accendono degli aspetti del cervello, questi neuroni, che sono quelli che tutti noi abbiamo e che si interfacciano. Attraverso l'analisi degli animali siamo riusciti a studiare tutto questo. Quindi noi oggi siamo in grado di capire che il comportamento delle persone influiscono sulle altre persone e accendono nelle altre persone questi tipi di neuroni che poi, collegandosi tra di loro con l'esperienza, vi danno quello che noi diciamo la saggezza, la capacità di cogliere i legamenti che ci sono nelle azioni, la capacità di cogliere quelli che sono diversi da noi e di accettarli. Ma tutto questo non nasce per germinazione spontanea, nasce perché nel nostro cervello si stratificano queste esperienze e si accendono questi neuroni specchio. Questo ci sta spiegando moltissimo delle modalità di apprendimento che noi abbiamo e ci fa capire che se un ragazzo, un preadolescente, vive vicino o col suo gruppo dei pari, con un compagno che fa qualcosa di sbagliato, e se incomincia a vedere che questo continua a farlo, continua a accendere neuroni specchio nel proprio cervello ed è portato, se non c'è un tipo di formazione di resipiscenza da parte dei genitori, da parte della famiglia, da parte degli educatori, per fargli capire che quel tipo di comportamento, quindi è cultura, perché la cultura è la modalità di comportamento, è una modalità sbagliata, questo ragazzo si creerà la convinzione nei neuroni specchio che quello è il modo giusto di agire. Guardate che qualcosa del genere, pur senza conoscere questa parte dello studio del cervello, l'aveva detto anche il filosofo Locke nel 1600, quando diceva «Nihil est in mente quod prius non fuerit in sensu». Noi non abbiamo niente nella mente che prima non sia stato nel senso, cioè nella percezione, nella capacità di cogliere. La capacità che noi abbiamo nel cervello è poi il risultato, la somma, l'amalgama, la sintesi delle varie cose che noi vediamo e che sentiamo, si stratificano, noi siamo come un grande elaboratore all'interno del cervello e quindi noi riusciamo a reagire in quel modo.
Questo vi porta a capire quanto importante diventi il processo educativo e formativo verso le persone, educare alla pace, educare alla tolleranza, educare anche alla partecipazione per diventare cittadino attivo, educare ad avere un senso non solo dei diritti ma anche dei doveri. Questo noi lo vediamo in molti paesi europei, ci sono paesi come l'Italia che hanno 140.000 leggi e paesi come l'Inghilterra che ne hanno 20-22.000. Dove abbiamo una nazione con poche leggi, noi abbiamo subito la prova che l'uomo è più responsabile, perché se voi riflettete noi vogliamo una legge ogni volta in cui vogliamo sanare una divergenza, sanare qualcosa che ci dà fastidio. Dovrebbe esserci una legge che vieta quello di fare una cosa ingiusta, ma se quello la cosa ingiusta non la facesse non ci sarebbe bisogno di avere una legge che glielo impedisce. Quindi se noi già all'origine attraverso i processi educativi, quindi attraverso anche l'educazione dei neuroni specchio che abbiamo nel cervello, incominciamo a dare ai giovani, ai preadolescenti e agli adolescenti dopo un senso di autoresponsabilità e di rispetto all'interno della realtà, noi riusciamo domani a avere meno leggi e avere più giustizia sociale, perché ce la creiamo noi, rispettando gli altri. Questi obiettivi cerca di perseguirli l'Europa con i suoi programmi. L'Europa dice: nel Trattato di Lisbona noi abbiamo tutta una serie di cose di un'importanza enorme. Faccio sempre l'esempio tra gli Stati Uniti d'America e gli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'America sono un'economia di mercato. Gli Stati Uniti d'Europa, cioè i nostri, nell'articolo 3 del Trattato di Lisbona, vengono definiti un'economia sociale di mercato. Sembra una sciocchezza, ma questo incasso sociale all'interno del discorso dell'economia di mercato è quello che dà il senso della maggiore responsabilità che l'Europa ha verso i suoi cittadini, per esempio nella mutua. Se voi andate in America, se voi non accedete a un'assicurazione privata, non avete la mutua, e l'assicurazione privata che voi accedete in America è proporzionata ai servizi che voi avrete. Se voi fate un'assicurazione che vi dà un budget di $30.000, $40.000, se voi avete una malattia peggiore che richiede un intervento maggiore non ve lo fanno, perché voi avete un'assicurazione che arriva a quel plafond. Noi in Europa questo non l'avremmo mai ammesso e non lo ammettiamo. Noi in Europa pur con difficoltà, talvolta con i ticket, tutto quello che si può fare o non fare, noi riteniamo che tutti debbano avere l'assistenza sanitaria. Anche se viene criticata, noi vogliamo che sia data anche agli extracomunitari, perché hanno diritto, una volta che mettono piede in una società civile come la società europea, di avere nella sanità gli stessi diritti che hanno le persone dell'Europa, che noi vogliamo che ci sia. Ma ce lo dice il Trattato di Lisbona che dobbiamo essere un'economia sociale di mercato. Guai il giorno in cui noi crediamo di dover abolire questo riferimento, perdiamo quello che è il nostro principium individuationis, che è la caratteristica dell'Europa. Cittadini, noi vogliamo che i giovani europei, e arrivo poi ai programmi, evidentemente, siano cittadini che hanno la consapevolezza di vivere in una democrazia. Guardate che quando noi parliamo di democrazia, la democrazia è la forma di governo migliore. Però se la democrazia non ha alla base una forte cultura dei propri cittadini, con la responsabilità, con la capacità di scegliere tra ciò che è meglio e ciò che è peggio, tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, se non abbiamo cittadini che hanno la tolleranza verso i diversi, l'attenzione verso i diversamente abili, l'attenzione verso la differenza dei sessi, l'attenzione verso la differenza di scelte religiose, se noi non abbiamo nei nostri cittadini questa capacità profonda di cogliere questo, noi abbiamo tensioni e abbiamo problemi nello sviluppo dell'Europa. E proprio perché questo si consolidi soprattutto nei giovani viene fatta l'agenda europea della cultura. L'agenda europea della cultura, che dura adesso fino al 20, adesso va dal 21 al 27, prevede tutta una serie di finanziamenti che vengono dati da una parte per preservare la cultura che noi abbiamo. Noi abbiamo questa cultura anche perché siamo circondati dalla cultura. Le persone che nascono e vivono in luoghi dove si è stratificato il lavoro degli altri uomini, dove c'è la bellezza creata dagli altri uomini, diventano naturalmente più portati ad apprezzare la bellezza.
La differenza, voi sapete, tra l'esteta e l'artista: tutti possiamo essere esteti perché l'estetica la si insegna. Apprezzare il bello è frutto di un'educazione, uno viene educato a capire cos'è il bello. L'artista è chi invece riesce a produrlo il bello, quindi non tutti sono artisti, ma tutti noi possiamo essere esteti. Ma è evidente che un giovane che cresce in una realtà come questa qui di Naro, circondato da queste bellezze che sono la storia di tutto quello che è avvenuto prima e che viene tramandata, e ogni muro ci richiama a qualcosa che è avvenuto, cresce già con un'attenzione verso la bellezza che è più forte di quello che può averlo un giovane che invece vive in un altro posto, perché i suoi neuroni, quello che dicevo prima, vengono subito impressionati da quello che c'è e diventano naturalmente più disponibili a apprezzare il bello. Questo ci porta a dire che è più facile che un giovane che cresce a Bergamo in un distretto industriale e quindi i suoi neuroni sono continuamente a contatto col papà, con gli zii, con gli amici, uscendo, c'ha le piccole aziende che lavorano, sente continuamente i macchinari che vanno, la gente che c'è, è più portato ad apprezzare, essere più pronto al discorso del lavoro, meno al bello come ha il giovane di Naro, ma più portato a capire che il lavoro diventa un elemento culturale più importante di quello che può capire una persona che vive invece in un luogo dove l'aspetto culturale del bello ha una dimensione diversa. Allora la nostra capacità è anche quella di cercare di amalgamare questo, quindi se noi riusciamo a creare anche in una realtà dove c'è tanta bellezza e quindi c'è l'esplosione della capacità di apprezzare il bello più che in altre zone, se noi riusciamo a creare anche il discorso di piccole aziende che nascono, noi riusciamo ad avere poi persone, artigiani, persone che riescono a produrre con una capacità del bello superiore a quello che viene prodotto dove non c'è questa assuefazione al bello. Questo è anche un obiettivo che possiamo raggiungere in alcune zone dell'Italia, soprattutto della Sicilia del Sud, dove l'esplosione della bellezza può diventare un elemento fondamentale anche nell'economia. E l'Europa vuole questo, quindi se noi riusciamo a coniugare bellezza con problemi economici, noi continuiamo a mantenere alto il discorso della bellezza dell'Italia nel mondo. Nel mondo, se criticano un italiano, lo criticano per alcuni aspetti negativi dell'organizzazione sociale, magari perché c'è la mafia, magari perché c'è l'evasione, però quando si parla dell'italiano in sé c'è un rispetto verso un uomo che ha una sensibilità senza dubbio rispetto a uno svedese, a altri, verso la capacità di cogliere il bello. E lo dicono tutti, ma perché noi lo abbiamo nella natura e nei nostri cromosomi, nei nostri sistemi cerebrali nel momento in cui siamo in quello. Quindi vi dicevo, l'Europa dice manteniamo il patrimonio artistico, una bellezza non è patrimonio di chi sta vivendo oggi, ma diventa un patrimonio anche per le generazioni future e più andiamo avanti più abbiamo la necessità di mantenere il bello anche per gli altri. Per cui alcuni progetti che si riferiscono al mantenimento del bello che serve nella storia futura, quindi è un patrimonio duraturo nel tempo, usque ad eternum, il bello può rimanere, viene finanziato con opportuni programmi. La capacità di poter far convivere la bellezza dell'artista o del produttore di media di grande importanza italiano con quello francese, con quello danese, con quello svedese viene finanziato, quindi la capacità di trasportare le competenze per arrivare in fin dei conti a un'Europa che possa avere un minimo comune denominatore comune, che alla fine si possa dire abbiamo nazioni diverse ma abbiamo un fondo culturale che poco alla volta ci unisce. Questo diventa importante, perché guardate che se noi riusciamo a unire in un aspetto un denominatore comune tutta l'Europa, noi allontaniamo il pericolo delle guerre. Io dico sempre ai miei amici e anche ai miei alunni, chi come me ha visto fucilare davanti a casa sua nel 45 44 giovani perché avevano una divisa diversa da quelli che li fucilavano e non avevano fatto niente, si erano iscritti 2 mesi prima alla Repubblica Sociale, giovani dai 17 ai 22 anni. Purtroppo era successo che avevano ucciso un gruppo di partigiani nella zona di Lovere vicino, vennero i parenti e vollero la fucilazione di questi giovani che non avevano fatto niente, però il periodo era tale che esplodevano i diavoli di Ken Russell, la cattiveria esplode, furono fucilati.
L'Europa ci evita quello, ma non lo sa uno che non è cresciuto e non ha visto. Quando io andavo nelle scuole elementari avevo ancora carri armati che erano stati distrutti nella guerra o bombardati negli aerei che atterravano a Orio e che bombardavano nella Val Seriana dove io abitavo. Noi avevamo attorno ancora tutto il risultato della guerra e i nostri maestri e i nostri professori nelle medie ci parlavano e noi sapevamo cos'era avvenuto. I giovani di oggi non lo sanno. I giovani di oggi credono che la pace sia un soprammobile che esiste, esisterà usque ad eterno, ma non è vero. La pace è il risultato della capacità che abbiamo noi uomini di mantenere questo spirito. E questo spirito ci viene ingegnerizzato dall'Europa. Il giorno in cui noi crediamo di essere più bravi, eccetera, creiamo tensioni. Nel 1940 voi sapete che il nostro esercito invase il sud della Francia perché volevamo dimostrare a Mentone che eravamo bravi, i cugini francesi, noi sparammo e invademmo la Francia del sud, poi ci fermammo. Ma si crearono delle tensioni così forti che solo dopo la nascita dell'Europa riuscì a creare un momento di pace che noi oggi abbiamo. La cultura europea punta molto nell'agenda europea sulla pace e ha creato 3 grandi organismi. Questi 3 grandi organismi che conosce bene Maria Grazia perché ne abbiamo parlato a Bruxelles ed è interessata a creare qui nella sua città e io sono molto contento, un gruppo che amministri, abbiamo il Corpo Europeo di Solidarietà che viene finanziato con giovani, lo SVE, il Servizio Volontario Europeo, e il terzo che invece è il Corpo Europeo per l'Aiuto Umanitario. Giovani dai 18 ai 30 anni possono scegliere o il Servizio Volontario Europeo o il Corpo Europeo di Solidarietà o l'aiuto umanitario. L'aiuto umanitario è in altri paesi fuori dall'Europa. Cosa bisogna fare? E questo lo discuteremo domani anche con l'aiuto di Mariella che, essendo stata fra l'altro assessore molto pratica, ci darà una mano notevole. Basta creare un gruppo di giovani qui che siano in grado e abbiano voglia di lavorare. Basta accreditarsi all'Istituto Europeo, quello ci penso io su a Bruxelles, per accreditarsi come istituto che fa la raccolta dei giovani. Basta entrare nel portale europeo o andarci. Io sono a Bruxelles tutte le settimane. Stamattina sono partito, mi sono alzato alle 3:30 perché avevo l'aereo alle 5:50 da Charleroi e ho preso l'aereo, ho fatto Bergamo-Catania, ma abbiamo Santa Ryanair che ci porta in giro in tutta l'Europa, talvolta con prezzi molto bassi. Quindi una volta che voi create un gruppo di giovani, io ho già qui i bandi che è uscito adesso, quello dei media, perché abbiamo l'educazione per i giovani con questi, abbiamo i media, cioè chi produce qualcosa di interessante anche da mettere negli elaboratori di educativo per i giovani, ma anche di artistico e di culturale da far girare in Europa per far capire che la cultura è diffusa in tutta l'Europa, oppure che fa progetti per trasferire artisti e giovani creativi in altra parte e viceversa, vengono finanziati. Per avere il finanziamento bisogna organizzarsi, cioè quelli che ottengono i finanziamenti europei sono quelli che si organizzano, creano un gruppo che è dedicato a quello, incominciano a vedere quando escono i bandi, ma vengono pubblicizzati. Quelli che vi porto io oggi durano tutto nel 2020, che poi discuteremo con Maria Grazia e con Mariella domani e con chi riterranno loro che si debba fare. Una volta che loro lo sanno, studiano i bandi, le scadenze, come si imposta, si studia quelli che sono stati approvati negli anni precedenti, qual è il valore aggiunto europeo, perché l'Europa nel finanziare vuole che ci sia un valore aggiunto, qualcosa che leghi la realtà di Naro a quella che è la cultura che si deve raggiungere, la teleologia, la scienza del fine. Dobbiamo raggiungere una cultura che passi trasversalmente tra tutti noi e ci renda tutti cittadini dell'Europa. Io concludo perché sono domande e rispondo volentieri. Da oggi noi iniziamo un percorso, io sono molto contento che Maria Grazia mi abbia chiesto di fare questo e le sono grato perché lo fa per il bene della sua realtà, io lo faccio molto volentieri, un percorso che dovrebbe portare col vostro aiuto e con la vostra adesione in questo discorso di formazione non formale ma che è importantissima verso alcuni traguardi anche per l'occupazione dei vostri giovani. Grazie. Io sono rimasto affascinato dal professor Pezzini. Credo che abbia attivato una quantità impressionante di neuroni specchio
in tutti quanti noi oggi. Stavo pensando mentre parlava a che tipo di apprendimento avessi fatto in macchina con lui, perché siamo venuti in macchina da Catania ad Agrigento. Allora credo che si trattasse di apprendimento informale. Esatto. Io ho avuto la fortuna di essere assoggettato a questo apprendimento formale in auto. Oltretutto si è svegliato alle 3, è partito poi da Bergamo. Prima lasciarlo qua. Fino ad lasciarlo là. Ah, esatto. Poi è partito da Orio al Serio, è venuto qui, ha noleggiato la macchina e ha voluto guidare lui. No, E non ha mai avuto infarti che io ho avuto. Sì. Quindi sì, meno male, perché sono una persona distratta. E devo dire che, a proposito di apprendimento formale, di apertura informale, di apertura mentale, di condizionamento sul modo di comportarsi, io dopo 2 ore di viaggio, che guidava lui e parlava lui, ho detto: ma siamo già arrivati, che peccato, perché mi si erano effettivamente attivati tutti i neuroni specchio. Io ho deciso di non occuparmi più di cause di lavoro, o soltanto più di cause di lavoro, che faccio anche in una prospettiva estetica, difendo datori di lavoro, difendo lavoratori, se ritengo di essere dalla parte del giusto, comunque se c'è la possibilità di dare una mano per conciliare quando mi rendo conto che uno è dalla parte sbagliata. Quindi non mi sono mai sentito dalla parte del torto, ma parlare con il professor Pezzini significa avere un'apertura mentale, quindi è una fortuna enorme per voi averlo qui, è un merito enorme di Maria Grazia averlo portato qui. Perché io ho deciso di occuparmi, mi sono comunitarizzato nel tragitto di 2 ore di macchina. Voglio fare dei ricorsi alla Corte di Giustizia sull'inattuazione delle direttive in materia ambientale, contro i faccendieri, contro quelli che con la scusa dell'energia pulita fanno affari, contro quelli che fanno le centrali a biomassa e gli impianti eolici nei boschi o vicino ai boschi, perché poi saranno i boschi a foraggiare le centrali a biomassa. A delle imprese compiacenti tu dici: vabbè, incendiate, poi prendete la legna di boschi distrutti e conferiteli nelle centrali a biomassa. Queste sono le cose che assolutamente non devono accadere, che per uno sviluppo illusorio, che è soltanto in termini di lungo periodo distruttivo, la bellezza, l'arte e la cultura vengano compromesse e quindi i nostri parchi diventino sostanzialmente il serbatoio per alimentare centrali a biomassa o per costruire impianti eolici. Ma tutta questa forza te la dà la cultura, te la dà l'apertura mentale, te la dà la possibilità di comprendere che ci sono degli strumenti normativi che rimangono sulla carta e che invece potrebbero essere attivati per reagire di fronte a cose che riteniamo ingiuste. Quindi, come i miei neuroni specchio sono stati attivati, io spero che siano stati attivati anche i neuroni specchio della platea e che quindi vogliate rivolgere delle domande al professor Pezzini. Quindi apro il dibattito. Prego. Professor Pezzini, faccio una domanda. Vieni qua. Per ora uno dei tanti temi trattati e discussi comunque come in Italia, anche in Europa, è il discorso dell'immigrazione. Lei ha Aspetta, accennato- scusa, vieni qua. Ti diamo il microfono. Prego. Potrebbe essere. Scusi, allora per quanto riguarda il discorso della diversità che lei poco fa ha accennato, lei non lo so, immagino sappia che come in Italia anche in Europa si è parlato tanto e si sta continuando a parlare tanto del discorso dell'immigrazione. Niente, volevo sapere il suo punto di vista, cosa ne pensa insomma. Bene.
e come anche l'Europa può far fronte a questo che molti vedono come un problema. Grazie, se c'è qualche domanda ne raccolgo 2 o 3 così non esaurisco con una sola. Ecco, prego. Si può avvicinare. Professore Samberisi, si avvicini. Persino è sempre un piacere ascoltarla. La ricordo l'anno scorso quando è venuto su presso i locali della Chiesa Madre. Grazie. Quindi la ricordo da allora, non mi perdo mai un minuto perché lei è molto efficace nel suo modo di esprimere le cose. Però, io stavo leggendo questo documento che abbiamo trovato sulle sedie e al punto 1.11 c'è quella cosa che a me dà un po' di perplessità su questa Europa. Vedo che si torna a parlare dell'Europa efficientista delle competenze. È l'Europa che parla di approccio globale all'imprenditorialità. Io ormai sono alla fine della mia carriera e sono così ormai agli sgoccioli, però ho un po' di esperienza e io questa linea adottata dall'Unione Europea con l'agenda 2010-2020 con il martellamento sulle abilità e sulle competenze mi ha fatto riscoprire l'amore per la scuola gentiliana. Professore Pezzini, la scuola serve a produrre cultura o a produrre PIL? Perché la scuola che serve a produrre PIL è un'altra cosa della scuola che produce cultura. E allora a questo punto io mi chiedo, i burocrati europei sanno quello che succede a Napoli? Io credo che ci sia un forte distacco tra quella che è le stanze del pensiero di chi pensa, di chi organizza, di chi vuole pensare a un'Europa pensata e l'Europa invece concreta che è quella che gradualmente si sta costruendo. Le competenze servono per costruire pentole e marmitte, ci vuole più cultura nella scuola, ci vuole più attenzione reale e la scuola non deve essere considerata un costo, deve essere considerata una risorsa su cui investire. Grazie. C'è una terza, puoi rispondere? C'è una terza domanda? Prego. Intanto la ringrazio per la lezione che ci ha offerto. Abbiamo imparato tante cose che non erano presenti alla nostra conoscenza. L'approfondimento aiuta a stimolare il nostro pensiero, a stimolare la ricerca, la curiosità, il sapere. Io qui rappresento un'associazione di volontariato e di promozione sociale. Ringrazio il sindaco per l'invito, ringrazio il coordinatore del dibattito, perché credo che questa cosa fatta a Naro mette in evidenza l'eccellenza del modo di come si può fare amministrazione locale senza per forza essere vincolato alle pratiche quotidiane che finiscono con determinare uno spreco di energia, anche di pensiero, per lanciare fuori dai nostri luoghi una cultura, una conoscenza, le cose di cui avete parlato, la bellezza di Naro. Essa Naro è già un elemento esplicito di cultura. Io la domanda che mi sento di fare al professore è la seguente. Lei crede che oltre alla formazione formale, quella della scuola così come lei l'ha definita, quella non formale che ha identificato, non ci sia anche una forma di formazione informale come per esempio quella che fanno le associazioni in termini più generali a supporto delle debolezze che molto spesso ci sono culturali e amministrative da parte dell'ente locale, perché ad esempio noi riteniamo che la formazione permanente per quanto riguarda gli anziani, i quali sono convinti ormai di appartenere a una sorta di parcheggio della vita, mentre invece hanno bisogno di tenere il cervello allenato, combattere con per esempio l'università della terza età,
combattere un isolamento anche mentale e culturale, un aggiornamento sulla vita sociale, sugli sviluppi di una vita sociale. Ad esempio, oggi tutti non credo che siamo convinti della battaglia che fa Greta, parlo dell'ambiente, ma io mi sento un cretino da questo punto di vista, perché credo che proprio per le cose che lei ha detto la questione ambientale si connette strettamente alla questione culturale. Se prima abbiamo consumato tutto ciò che era possibile consumare nel nostro pianeta, oggi abbiamo bisogno di risanarlo, di curarlo per andare avanti. Ora, io credo che la cultura, la conoscenza, l'approfondimento, l'apprendimento siano elementi sostanzialmente importanti nella vita di ognuno di noi per evitare che ci sia una sorta di Alzheimer del pensiero. In questo senso penso che al di là delle istituzioni, quelle formali che hanno il dovere di farlo, un contributo può venire dalle diverse associazioni laiche o cattoliche che attorno al tema anche della promozione sociale possono dare un contributo a quello che lei ha espresso come progetto europeo dentro cui ci si può collocare la vita anche di una città periferica dal punto di vista logistico, ma una città sostanzialmente impregnata di cultura qual è la città di Naro. Grazie. Posso? Tanto complimenti professore Pezzini, perché effettivamente sentirla, ascoltarla è sempre un grande piacere. Io mi presento, sono un giornalista di TVA, da 40 anni faccio l'attività dedicata ai media, un emittente locale, per cui insomma siamo conosciuti. Colgo della sua presenza per chiederle, lei parlava poco fa dei media, che c'è un programma sui media, qui io chiaramente mi farebbe piacere attingere, però volevo esternarle la grandissima difficoltà che sempre abbiamo avuto nell'approccio dei bandi europei, perché sono molto difficili, così come io spesso anche riunendomi con dei miei colleghi, ecco, troviamo delle grandi difficoltà nell'approccio dei bandi. E poi, a parte questo, ma insomma ci sono una serie di adempimenti burocratici che spesso insomma noi non siamo preparati, e se poi mi vuole dare qualche delucidazione in questo senso. Grazie. Grazie. Sì. Allora se non ci sono risposte, ci sono domande, sì. Prego. Sarò brevissima, tranquilli. Professore, io desidero chiederle un qualcosa di più pratico. Io sono pratica, mi occupo di progettazione, dagli Interreg alla formazione, per cui ho un po' di esperienza in questo campo da qualche anno. Sono già avanti nell'età, però ho imparato tante cose. Ma c'è una grande difficoltà, che è quella di poter avere un approccio concreto con questa Europa, perché noi abbiamo delle difficoltà enormi, anche noi tecnici progettisti, ma non per l'inglese, perché quello riusciamo a superarlo, perché spesso ci si dice che noi non parliamo l'inglese e non vogliamo impararlo. Non è vero, perché non sono queste le difficoltà che incontriamo. Incontriamo delle difficoltà con un'Europa che è molto lontana da noi. Qui ci sono tanti giovani volenterosi, anch'io mi sono fin da giovane, facendo da volontaria da qualche settimana a questa parte a Naro, e l'ho voluto fare un po' come provocazione, per dire anche a quelli della mia età, cioè ci siamo, diamo una mano di aiuto a quelle che saranno le future generazioni che prenderanno in mano la gestione di questa città. Io non voglio assolutamente pensare che questa città possa morire. La Fulgentissima deve restare, deve continuare e deve essere sempre la Fulgentissima, e questo voglio ricordarlo a me e a tutti i presenti. Grazie. Ci sono altre domande o facciamo rispondere il professor Pezzini? Allora cominciamo a... Sì, poi se ce ne sono altre. Se ce ne sono altre,
Ci sarà una seconda. Dalle domande nascono sempre motivi molto importanti di approfondimento delle problematiche e sono contento che giungano le domande che mi consentono di chiarire aspetti che nelle relazioni cerchiamo di non esprimere perché magari ci portano altri argomenti. Partiamo da quello dell'immigrazione, il problema di un'importanza enorme. Perché di un'importanza enorme? Perché sprigiona un po' tutte le nostre gioie, passioni, timori, sprigiona tutta una serie di fattori, il problema dell'immigrazione. Qual è il problema che viene affrontato dall'Europa attraverso Dublino? Io ho la fortuna che sono stato relatore di Dublino 1, Dublino 2 e Dublino 3, che è l'accordo che noi abbiamo in Europa. Sono 26 anni che io sono a Bruxelles tutte le settimane e noi esprimiamo tutti i pareri su tutte queste cose, sulla legislazione, sugli accordi internazionali. Qual è il problema? Il problema è che la Costituzione, il Trattato europeo, non Costituzione perché non c'è, ma il Trattato europeo e anche gli accordi internazionali prevedono che una nazione deve dare ospitalità ai richiedenti asilo, cioè a persone che vengono da una nazione in cui il livello di democrazia e il livello anche di sicurezza è messo in pericolo. Quindi se uno viene da una nazione dove c'è una guerra civile, dove ci sono delle situazioni pericolose e chiede asilo politico, dicono gli accordi internazionali dell'Europa che noi siamo obbligati a dare asilo politico, cosa che è stata fatta continuamente in Europa. E per poter fare questo sono nati i famosi Dublino, gli accordi siglati a Dublino, Dublino 3. Cosa dice Dublino 3? Che quando una serie di persone che scappano da una situazione di pericolo nella loro nazione approdano, devono essere ricevute e bisogna appurare se hanno diritto ad avere l'asilo o no nella prima nazione in cui loro arrivano. Quindi se arrivano prima in Ungheria, che vengono dai paesi dell'est, deve essere l'Ungheria che stabilisce se hanno diritto ad avere il trattamento di rifugiati politici, cioè l'asilo. Se invece ritengono che non ne abbiano diritto, perché vengono solo per motivi economici legittimi, ma non sono previsti dai trattati internazionali, l'accordo di Berlino dice che devono essere riportati nel paese di provenienza e non devono essere accolti perché non è previsto la loro accoglienza. Qual è il problema che si è creato? Quando noi approvammo Berlino 3, primo, non pensavamo noi italiani che ci sarebbe stato questo flusso forte di migrazione da paesi dell'Africa nel mare verso l'Italia. Non c'era perché non c'era ancora la tratta delle persone organizzate come si è realizzata dopo, in cui molte persone hanno pensato che invece di guadagnare con la coca, con altre forme di guadagni illeciti, potevano guadagnare facendosi pagare e portando persone qui, e il flusso maggiore è stato verso l'Italia. A quel punto qual era il problema? Una volta che arrivano in Italia noi siamo tenuti, comunque anche se sono migranti economici, siamo tenuti a stabilire se lo sono o non lo sono, perché quando arrivano non sappiamo da dove arrivano e perché scappano. Per far questo occorre la magistratura, gli avvocati che oggi stanno lavorando moltissimo da noi in questo settore. Una volta stabilito che questo ha diritto all'asilo, Dublino non esplicita che debba avere l'asilo qui in Italia, ma dice che ha diritto all'asilo in Europa. Allora molti migranti che sono venuti qui da zone dove non c'era democrazia e avevano bisogno di venire qui in Europa e avevano diritto all'asilo politico, avevano anche il desiderio e la volontà di trasferirsi in Francia, in Germania, in Danimarca, in Olanda, dove avevano dei parenti. A quel punto è esploso un po' l'egoismo che è nato un po' in Europa, che le nazioni hanno incominciato a chiudere le porte, a dire è venuto in Italia, te lo tieni tu. Questo ha suscitato una reazione. Qui c'è un vulnus, un limite dell'Europa. Io ho detto in alcuni interventi a Bruxelles che questi problemi il Medioevo, ma anche il Settecento, li aveva già risolti. Voi pensate che nel Medioevo, quando noi abbiamo diviso l'Europa
con te abbiamo creato le Marche. Le Marche erano le Marche di confine, erano zone, i marchesi non erano come i conti vivevano all'interno del grande Stato, il Sacro Romano Impero o l'impero successivo. I marchesi nel Medioevo tenevano le Marche di confine, avevano tutta una serie di legislazione di mezzi finanziari che consentivano loro di avere più attenzione per il confine. Noi in sostanza Italia siamo una marca di confine, in una situazione però giuridica in Europa in cui non ci viene riconosciuto i benefici che venivano riconosciuti nel Medioevo alle Marche di confine. Questo è un po' il discorso. Quindi oggi l'Italia rivendica in Europa il fatto che l'Europa deve farsi carico di queste persone e di non lasciare il problema solamente all'Italia o alla Spagna se vengono dal sud o all'Ungheria o alla Romania se vengono dai paesi dell'est, ma deve essere l'Europa nel suo complesso che riesce a farsi carico, ma l'Europa non è riuscita ancora a farlo perché ci sono ancora molti egoismi all'interno degli Stati e noi viviamo in questa situazione. Però all'interno di questo problema vi devo dire che ci sono degli Stati che sono stati più bravi di noi. La Germania, quelli che ha ricevuto, li ha inseriti subito nella formazione professionale, li ha inseriti subito nella conoscenza del tedesco e la Germania sta utilizzando molti di questi migranti che sono arrivati con intelligenza, facendo apprendere un po' la cultura europea e anche la formazione professionale europea per averli domani come ambasciatori nelle loro terre con le loro tecnologie. Ecco perché riesce a esportare molto di più. Noi non siamo stati ancora capaci di organizzare questo, cioè i migranti inserirli, perché occorre una grande capacità organizzativa e mezzi finanziari, ma lo dovremmo fare dal mio punto di vista. Utilizzare il fenomeno della migrazione attraverso un controllo è evidente, ma anche attraverso un sistema di esportazione di cultura e di tecnologia nostra che ci diventa utile un domani in Africa e in altri paesi. Questo è il problema. Quindi oggi c'è il problema ed è vero e dovremmo cercare di realizzarlo, però bisogna superare un po' l'egoismo che c'è in alcuni Stati. Competenze e imprenditorialità. Dovete pensare questo, l'Europa mentre vi mantiene la pace, mentre vi fa una legislazione che diventi sempre più la stessa per realizzare il mercato unico. Qual è il grande obiettivo? Noi siamo partiti con un mercato interno, cioè interno ai confini dell'Europa. Ma qual è il punto di partenza? Il punto di arrivo è il mercato unico, che è ancora difficile da raggiungere, cioè un mercato che sia uguale in tutti i paesi europei. Noi siamo ancora verso la fase della realizzazione di un mercato unico, che però ci ha dato dei risultati. Certo, se uno mi pone in maniera manichea il discorso tra formazione e cultura, io gli dico che lo stesso l'Università di Zurigo, il Politecnico di Zurigo, se qualcuno c'è stato, io ci sono stato e l'ho visto, ha scritto all'entrata del Politecnico di Zurigo in tedesco: interessa più che da questa scuola escano degli uomini che degli ingegneri. Questo per dirvi che è vero, a noi interessa più avere uomini e sono d'accordo che degli ingegneri. Però bisogna stare attenti a una cosa: noi per realizzare il mercato unico dobbiamo avere competenze tecniche equivalenti, cioè quando noi abbiamo cominciato a realizzare il mercato unico negli anni '80 e io ero il vicepresidente nazionale degli artigiani, quindi avevo a cuore tutto il mondo dei 1.500.000 imprese artigiane, ci siamo resi conto che un nostro artigiano impiantista, parlo dell'anno 80, 81, 82, non poteva andare in Germania a esercitare la stessa attività come impiantista, perché in Germania un impiantista doveva avere un corso e avere un diploma, mentre in Italia no. L'artigiano allora diventava artigiano per le sue competenze, per il suo desiderio, e non c'era bisogno che avesse un titolo di studio. Dico l'impiantista, che può essere quello che vi cambia le gomme della macchina, oppure l'impiantista elettrico, l'impiantista idraulico, cresceva con altri artigiani ed era capace ma non aveva un titolo. A quel punto, quando alcuni nostri artigiani sono andati in Germania, hanno detto loro: no, tu vieni e fai l'operaio, ma io sono artigiano e ho una mia azienda, ma non hai un titolo che giustifichi il fatto di essere artigiano. Voi pensate, non so, i puli lavatintori. Noi abbiamo mandato in lavanderia negli anni 60-70 a lavare la roba, non avevano un titolo, ma negli altri paesi europei
avevano un titolo. Quindi per poter creare il mercato unico noi non potevamo discriminare i nostri italiani dai francesi, dai tedeschi e dagli olandesi, perché se uno vuole girare in Europa come ha fatto con Erasmus, un imprenditore deve aver riconosciuto che cosa? Il titolo. Quindi abbiamo dovuto creare nel mondo imprenditoriale, questo l'ho fatto io negli anni '80, essendo responsabile a Roma di queste cose, di tutti gli artigiani d'Italia, abbiamo dovuto creare tutta una serie di corsi per dare ai nostri artigiani. Allora cosa abbiamo detto? Non lo facciamo fare un corso, se ha già almeno 5 anni come artigiano, gli riconosciamo il titolo ci veniva dato dall'Europa che fosse uguale per tutti e glielo diamo, in modo che sia un cittadino con la stessa dignità in ogni paese europeo. Questo fatto non escludeva la cultura che deve avere una persona, gli consentiva di essere un cittadino che girava in Europa con la stessa dignità degli altri imprenditori europei. E l'abbiamo fatto per creare questo mercato unico, è stato come abbiamo fatto con le lauree, per gli architetti, per gli ingegneri. Faccio un esempio, in Italia ancora oggi se uno è ingegnere deve fare un esame di Stato, se non fa un esame di Stato non può fare il libero professionista. In Germania non esiste l'esame di Stato, un ingegnere quando è ingegnere fa come un avvocato, fa un anno presso uno studio da ingegneri, gli viene riconosciuta l'esperienza che ha fatto e sostituisce l'esame di Stato, perché sono più pragmatici, loro dicono mi interessa di più che nello studio abbia imparato a fare l'ingegnere e sia riconosciuto, allora gli do. Da noi invece fa un esame teorico e diventa ingegnere, ma sono culture diverse che in Europa esistono. Però noi per creare un mercato interno unico dobbiamo cercare di arrivare a fare alcune leggi che siano uguali, se no discriminiamo gli uni dagli altri. Circa il fatto poi che l'Europa non sente i problemi di denaro, è verissimo, ma l'Europa parte da questa considerazione. Io vi faccio le grandi leggi che diano la stessa dignità ai cittadini di Naro e ai cittadini di Francoforte. Nei particolari è lo Stato che deve intervenire, è lo Stato che interviene per fare quelle cose che sono necessarie, fare una buona scuola elementare, fare una buona scuola media, fare un'attenzione di recupero per i diversamente abili, è un problema che riguarda lo Stato italiano. Io do la legislazione perché quelli abbiano gli stessi diritti degli altri, ma poi l'intervento reale la farà l'amministrazione comunale, provinciale, eccetera. State attenti che dobbiamo distinguere un po' tra l'uno e l'altro. Approfitto di questa domanda per chiarire una cosa, in parte lo dicevo oggi anche con l'amico Antonio in macchina. Alcuni dicono che la Commissione è fatta di burocrati. State attenti bene. Quando noi abbiamo creato la Commissione europea, ma non ve lo dico io, me lo diceva Spinelli, io ho lavorato molto negli anni 60 con Spinelli, che era il segretario del Partito Federalista Europeo, appena realizzato il Trattato di Roma, veniva a Bergamo perché aveva un parente a Lovere, ogni 2 mesi veniva, radunava noi giovani, anni 59, 60, 61 e parlava di quello che stavano facendo col Trattato di Roma. Cioè noi rappresentiamo, io ho la fortuna, avendo quasi 80 anni, di avere la storia dell'Europa così come è nata e di aver parlato con gli uomini che hanno creato l'Europa. Spinelli ci diceva, e lo dico a voi, lo dico soprattutto ai giovani, noi non possiamo avere un Parlamento europeo che faccia le leggi, perché c'è ancora troppo odio all'interno degli italiani con i tedeschi, pensate Marzabotto, pensate quello che è successo, ma guardate che sono cose che voi vedete adesso da lontano, ma voi pensate che un giorno io ero a scuola e nelle medie, in prima media, vede un mio amico con una penna stilografica, già era una cosa eccezionale che avesse una penna stilografica perché ce n'erano poche in giro, ero in prima media a Clusone, quello viene con la penna, scrive, anche noi scriviamo e eravamo tutti meravigliati di questa bella penna. Mostabilidi, è stato poi assessore provinciale della Val Seriana, sposato e ancora vivo, quello va a casa, il giorno dopo non viene a scuola. Come mai non è a scuola? Quella penna era stata buttata giù dagli inglesi per creare tensione, aveva dentro una spoletta. Lui è arrivato a casa il pomeriggio, aveva voglia di andare a giocare, l'ha chiusa forte e scoppiato. Gli ha portato via la mano e gli ha fatto un buco nel petto. Lui ancora ha un moncherino di mano. Cioè durante la guerra sono avvenute di quelle cose che voi non potete, chi è giovane non le può immaginare. Ma questo avveniva e c'era l'odio verso gli altri paesi, ma quando gli americani hanno mitragliato il trenino della Val Seriana,
il giorno prima l'avevo preso io con mio padre, quel giorno non c'erano, ucciso 12 persone che erano nel trenino che andava da Bergamo a Crotone, nessun motivo c'era, ma creare il terrorismo perché la gente finisse di fare la guerra. Cioè le guerre sprigionano di quelle tensioni che dopo la gente se le porta dietro per anni perché ha avuto gente che è morta. Quindi non si poteva fare un Parlamento europeo di persone che potessero fare le leggi, non si poteva. Allora si pensò, diceva lui, è il noumeno kantiano, tra la ragion pura e la ragion pratica, creare il passaggio tra Dio e l'uomo. La Commissione, prendiamo insieme una serie di ex capi di governo come Gentiloni o di ex ministri, che quindi abbiano una formazione politica. Questo gruppo è quello che può proporre le leggi a Bruxelles. Il Parlamento non può proporre leggi. Io mi auguro che i giovani che sono qui presenti riescano ad avere, come lo dico ai miei nipoti che ormai sono all'università in giro in Europa e sono già grandi, che loro arrivino a fare il Parlamento europeo che fa le leggi. Oggi non può fare le leggi il Parlamento europeo, è la Commissione che propone le leggi, il Parlamento dà il giudizio, il Consiglio dei Ministri, cioè i ministri degli Stati, le approvano. Certo che un processo di questo tipo non consente di aver così vicino la realtà dei paesi, ma è quello che noi stiamo facendo dopo aver creato l'Europa, ma è ancora un passaggio. È quello che io vorrei far capire a tutti voi, che se noi amiamo l'Europa che ci dà la pace, che ci dà il benessere, che ci dà il progresso perché ci sprovincializza, ci fa capire le cose, dobbiamo poco alla volta aumentare il potere del Parlamento europeo in modo che rappresenti di più i cittadini, ma oggi non riusciamo ancora a farlo. Il volontariato sociale, il terzo settore, è uno degli elementi più importanti per quella formazione appunto non informale, che quindi non è quella che noi abbiamo nella strada o giocando a carte in cui si discute di alcune cose, quindi è importante anche quello, o venendo in macchina come abbiamo fatto noi, ma quell'educazione non formale che è fondamentale per dare uno spirito di collaborazione al cittadino. E l'Italia ha un grosso vantaggio in questa organizzazione che ha di queste associazioni che riescono a svolgere questo ruolo così importante, quindi che continuino perché è importantissimo. L'altro, il discorso poi della difficoltà dei media. Bene, questi progetti che vi ho portato io oggi dell'Europa creativa, sono 13 progetti, sono tutti sui media e domani li discuteremo. Anche lei che è esperto, lei me ne parlò già 2 anni fa qui di questo faccenda. Qual è la difficoltà? E questo rispondo anche alla signora che parlava del programma progetto europeo. L'Europa vi finanzia. L'Europa non finanzia un progetto, l'Europa finanzia i programmi. I programmi che fa l'Europa, in questo caso l'Europa creativa nei 3 filoni, ha tutta una serie di fatti che l'Europa ha scritto che sono contenuti nei documenti europei, nei COM. Tutti sti COM contengono i valori che l'Europa vuole che siano inseriti nei progetti che vengono presentati. L'Italia, contrariamente a altre nazioni europee dove il discorso della progettazione diventa un discorso molto stretto con le università, nei suoi progetti che presenta sui programmi dimostra molte volte, non sarà il caso della signora, di non conoscere le finalità che sono contenuti nei comma alla base di quel programma. Quindi vengono bocciati perché non ha quei valori che l'Europa ritiene fondamentali all'interno di quel progetto. Allora qual è il problema? Non abbiamo scuole che facciano questo, bisogna che le persone che fanno questi progetti, la signora che mi aveva chiesto era qui vicino, ecco, è lì, oltre alle competenze dell'inglese, ed è giusto che ci siano, lo dicevo ieri, venuto da me al comitato economico Salvatore, l'europarlamentare vostro, come si chiamava? Cicco, Salvatore Cicco. Sardo e siciliano, che ha le 2 regioni. Dicevo a Salvatore Cicco, la differenza che esiste, lo dico anche a lei ma è importante, poi lo approfondiamo dopo insieme il discorso. Quando un progettista inglese o tedesco presenta un progetto a valere su un programma, viene a Bruxelles, e io lo vedo perché tante volte si riferiscono a me,
vanno nella biblioteca della DG, in questo caso delle ACI, e vanno a studiarsi i progetti presentati 2 anni fa, 3 anni fa, che sono stati approvati. Però bisogna dedicare tempo su a Bruxelles, che talvolta il progettista di Naro non ha i mezzi, non ha i soldi e non ha la possibilità di fare. Invece loro sono organizzati, finanziati dallo Stato che finanzia queste cose, e vengono, studiano e vedono qual è il valore aggiunto che è stato giudicato importante per poter presentare. Quindi presentano il progetto già avendo esperienza sui valori che l'Europa vuole. L'Italia non segue questa metodologia, ma lo so per certo perché conosco molti progettisti italiani bravi che però dicono: io sono a Roma, come faccio a venire giorni a Bruxelles, andare nella biblioteca della DG, della Direzione Generale Growth o della DG Cultura, e per farlo spendo troppi soldi, magari non mi approva. Invece dietro ci sono organizzazioni che finanziano questo, quindi loro riescono a farlo molto più e meglio di noi. Quello che si può fare su alcuni progetti della cultura, che vi stavo dicendo, ne ho qui 13 adesso sui media che riguardano appunto lei, sono 13 che scadranno nei prossimi mesi. Posso aiutarvi io a Bruxelles anche con la mia assistente e farvi avere i progetti che sono già stati approvati senza che voi veniate su a Bruxelles. Per questo lo faccio volentieri, anche per l'affetto che ho con... mi costa poco, ma è molto importante per voi e lo faccio volentieri. Ecco, io credo di avere quindi la conoscenza dei COM che sono alla base. Per esempio qui del discorso della cultura ci sono 4 COM che indicano tutti i valori che l'Europa vuole. Chi diventa poi un valutatore del progetto, io li conosco molti valutatori, prima vengono formati sui contenuti dei COM che dicono, poi valutano i progetti se hanno i riferimenti con i COM. Quindi bisogna fare quello, che è più difficile ma si può fare, e io lo faccio volentieri per voi. Grazie. Io, professore Pezzini, vorrei lanciare una proposta. Se domani mattina lei ci onora della sua presenza qui a Naro, vediamo di mettere insieme quelle persone che sono più interessate ovviamente ad avere dei maggiori ragguagli. Penso ad Enza che aveva fatto la richiesta, penso a Teo, giusto? Così facciamo una cosa, qui abbiamo diversi docenti e dirigenti scolastici, non so se possono essere anche loro interessati. E infatti, come anche abbiamo la consulta degli ex sindaci con alcuni sindaci presenti, prima era tutto Pippo, vedete un poco insomma, se... Certo. Citando la scuola, una cosa che a me colpisce, io a Bruxelles presiedo anche il gruppo del cibo sostenibile, è un argomento che mi interessa. Una cosa che a me colpisce è che le scuole italiane non partecipano al finanziamento per frutta, verdura e latte nelle scuole, finanziato dall'Europa, scuola elementare. Sì, a Naro sì. L'avete fatto? Naro è Naro. Bravo, Naro è un'eccezione, siete bravissimi. Però è la prima città che mi dice che partecipa qui, e invece è fondamentale perché finanziano tutte queste cose, ma bisogna partecipare e farlo. Anche rispetto alla plastica, devi dire che la tua battaglia, tu eri responsabile per l'Europa, per la plastica, e noi, e questo gradirei che tu lo dicessi, Antonello, così poi concludiamo. Non vedo Lillo. Beh, sulla plastica non l'ho citato perché è una delle attività che io faccio nella mia azienda, cioè la mia azienda dove adesso mio figlio lavora più di me, lui è l'amministratore delegato, io sono il presidente, io do la linea all'azienda, poi sabato e la domenica quando ci sono, ma è mio figlio che sta lavorando molto. Noi facciamo tutto materiale tecnico, facciamo Valentino Rossi, la tuta che ha Valentino Rossi la facciamo noi, Vettel c'ha la tuta, gliela facciamo noi col tessuto tecnico. Adesso stiamo lavorando molto nella trasformazione della plastica, economia circolare. La plastica, il polietilene tereftalato, questo è un polietilene tereftalato e sono dei polimeri che vengono dal petrolio. Il petrolio è C9H18 come formula chimica, carbonio e idrogeno. Ci mettete ossigeno e avete il polietilene. Queste 18 bottiglie, un po' più grande di questa, da 1,5 litri, noi da questi polimeri li trasformiamo meccanicamente in monomeri, poi attraverso estrusori facciamo un filato e facciamo dei tessuti, facciamo dei giubbetti. Abbiamo vinto una call in Dubai e stiamo servendo tutta la polizia del Dubai
Dubai con giubbetti fatti con la plastica, ma la plastica è un materiale trasformato in polimero eccezionale, perché noi lavorando tra trama e ordito nel comporre la plastica in azienda riusciamo a dare trasmittanze diverse per giubbetti che devono andare magari in Svezia col freddo o al Dubai col caldo, in modo che contengano quelli che sono al caldo. Dobbiamo mantenere il corpo con la sua temperatura che è più bassa di quella esterna, invece dall'altra parte no, cioè riusciamo a manovrare molto bene, lo facciamo noi nella mia azienda. Tutto il discorso della plastica però non l'ho inventato io, adesso c'è la direttiva sulla plastica monouso, noi sappiamo già la direttiva che uscirà fra 6 mesi sulla plastica a terra e sulla plastica a mare. Sulla plastica a mare noi stiamo finanziando nelle Marche gruppi di pescatori che nella quiete biologica ci portano le reti delle plastiche, queste reti le trasformiamo in nylon 6 che è ripetibile, cioè stanno nascendo dei nuovi giacimenti occupazionali nella economia circolare come questa eccezionale, quindi parlarne, farne capire diventa importante. Diceva giustamente Don Milani, il mio problema è uguale a quello degli altri, uscirne tutti insieme è la cultura e la politica, uscirne da soli è l'avarizia. Allora, se non ci sono altre domande... Sì, aspetta, c'è una domanda del mio vice sindaco, quindi non il vice sindaco, prego. Non darle la parola. Professore, io ho una domanda un po' complessa perché comprende un po' di temi, parte dall'economia, buonasera a tutti, parte dall'economia, finisce ai giovani. Allora, io sono espressione di un gruppo di persone giovani che ha studiato, sono laureata in economia, in Cattolica, dove ha studiato lei precisamente, e dopo 12 anni di studi, lavoro, ho deciso di rientrare proprio perché io faccio parte di quei giovani affascinati della cultura e della storia di questo paese e quindi appartengo a quel gruppo di giovani che crede nella possibilità di sviluppo che questo paese e territorio ha. Detto questo, la mia domanda è, mi rivolgo a lei in quanto economista e in quanto imprenditore e anche professore. Secondo lei i giovani, poiché esiste un grave gap formativo esperienziale, perché la formazione universitaria è una roba, la formazione dell'esperienza è un'altra cosa. Questo gap come lo possiamo colmare? Sfruttando le risorse che questo territorio ha, che si chiama turismo enogastronomico, turismo architettonico, come possiamo fare? Cioè, io credo che l'impegno nella curiosità, nel capire il perché accadono le cose, la curiosità di scoprire sempre perché siamo arrivati a un punto limite e quindi quando si arriva ai punti limite ci sono due direzioni, o si retrocede o si va avanti, è una spinta propulsiva che i giovani dobbiamo avere obbligatoriamente. Per cui la mia domanda è come possiamo colmare il gap e come possiamo muoverci in una direzione di proposte di futuro e di sviluppo economico. Grazie. Voi capite che non è una domanda facile e quindi la risposta non può essere una risposta così tranchante, è una risposta piuttosto complessa. Dall'esperienza che io ho frequentando la Sicilia, la Sardegna, dove spesso il 16 sono giù in Sardegna per 2 o 3 giorni, eccetera, mi rendo conto che è un complesso di cose che mancano, che rendono difficile la realizzazione qui di qualcosa che invece è più facile fare da un'altra parte. Quindi, per dare una risposta dico, bisogna mettere insieme una serie di cose. Incominciamo a pensare, per esempio, al credito. Avere il credito per iniziare un'attività imprenditoriale, per esempio a Bergamo, è molto più facile che averlo qui a Naro, fuori di discussione. Su quello stanno intervenendo dei fatti però positivi e cominciamo poi a vederli domani con la Mariella. L'Europa cosa ha fatto? Mi serve per rispondere a una prima domanda sua.
ma che è importante. Io cito la mia esperienza personale. Io partii nella scuola a 36 anni, ero preside del liceo classico. Dopo 5 anni che ero preside del liceo classico lì a Bergamo non volevo continuare a fare il dipendente statale, amavo la scuola, ma volevo vedere cosa potevo valere io come imprenditore. Senza odiare la scuola, perché ho continuato poi a insegnare eccetera, però ho piantato la scuola e mi sono messo a fare l'imprenditore. Ma mettermi a fare l'imprenditore non avevo i soldi per farlo, però c'era l'Artigiancassa, 150 milioni me li diede l'Artigiancassa a un tasso agevolato, restituibile in 12 anni. La maestra che aveva questa azienda artigiana che io comprai, dove c'erano 18 persone, mi promise di restare a fare da maestra per 5 anni con me perché io imparassi il mestiere, e rimase e imparai a fare l'artigiano. Però avevo i soldi che mi erano stati dati dall'Artigiancassa. Oggi è più difficile, però quello lo stiamo risolvendo. Il Fondo Europeo degli Investimenti, il FEI, che è nato per aiutare i giovani che vogliono iniziare un'attività, ha fatto un accordo, e sono i documenti che ho portato anche qui proprio da voi, perché questi sono i primi documenti che girano. La Banca di Bergamo, insieme anche a altre banche, hanno sottoscritto un accordo col FEI. Il FEI ha cartolarizzato il fondo rischi della banca, come di altre banche. Cioè la banca dice: io ho 5 milioni, 50 milioni, la cifra adesso non l'ho presente ma c'è, di crediti inesigibili. Il FEI dice: io ti prendo questi 50 milioni inesigibili, ti do solamente 2 milioni. Però tu fai una cosa, ti ho portato via tutto sto fondo e siccome bisogna mantenere il 9% tu fai una cosa, al sud, nelle zone che hanno bisogno, Calabria, Sicilia, Sardegna, tu dai prestiti a tassi che concordi con me. E hanno firmato, io ho qui i documenti di firma. Allora il discorso adesso è, per esempio qui a Naro, vedere con le banche locali di far funzionare questo accordo col FEI, perché le banche di Bergamo devono dimostrare di rispettare l'accordo, e se troviamo le banche qui d'accordo riescono a dare, perché il rischio fra l'altro della non restituzione se lo assume il FEI, quindi è più facile che la banca lo fa. Quindi cominciamo a vedere il problema del credito. Poi c'è il discorso della formazione, della cultura, cioè per poter lavorare nel turismo per esempio artistico diventa molto importante la competenza non solo economica ma anche dell'arte, quindi creare anche strutture come voi state già facendo bene in questa città così bella, quindi organizzare meglio tutto il discorso di trasformare il turismo in una economia con la ricchezza, e questo dipende molto dal lavoro che però state facendo con le amministrazioni, con la regione che vi deve appoggiare e con la formazione professionale. Guardate che il problema c'è dovunque. Io vi dico una cosa che vi stupirà, però noi a Bergamo siamo spaventati, c'era sull'Eco di Bergamo settimana scorsa l'Ascom ha fatto un grido d'allarme, dice: nella provincia di Bergamo ci mancano 2000 cuochi, non abbiamo 2000 cuochi. La provincia di Bergamo ha 1 milione di abitanti, ha 240 comuni, però non abbiamo 2000 cuochi, è un grosso problema, non riusciamo a dare la ristorazione. Voi forse li avete, se non li avete dovete formarli, perché se vi lanciate il turismo dopo dovete avere quello. Operai, se voi andate all'aeroporto di Bergamo ci sono 2800 persone che lavorano all'aeroporto, il 30%, circa 600 persone, sono persone di colore, perché il bergamasco non va a fare, ed è stipendio preso, ma voi guardate l'aeroporto, vedete un mucchio di persone di colore legalmente, quindi che hanno l'asilo riconosciuto, che lavorano all'aeroporto di Bergamo. Cioè problemi ci sono in un modo e nell'altro in tutte le province. Quindi per risolvere il suo problema, che non è facile, perché se avessimo la bacchetta magica avremmo risolto il problema del sud, però una competenza finalizzata anche al business, quindi a un'economia che tragga dal turismo una ricchezza, creando figure professionali che soddisfino le esigenze. Quando arrivano, tanti dicono: se io vado in Sardegna o in certi posti della Sicilia o a Roma, come è successo, ho prezzi che sono sproporzionati, come quel ristorante che ha fatto pagare, c'è stato il rigore. Se invece c'è un equilibrio e si preparano le persone, però bisogna mettere insieme una serie di forze.
e nascono quando, trovandosi e facendo questo discorso di cultura non formale, ci sono poi le sensibilità delle amministrazioni, delle banche, della formazione professionale, quindi anche una regione che si rivolga con i fondi del fondo del FEI, anche del Fondo Sociale Europeo, su una formazione professionale che serve. Bisogna cominciare a farlo, mettersi tutti insieme a vederlo, con buona volontà. Prego. Sei la prima che conosce queste cose, vedi, sono gli accordi fatti da Uba Dubivan, li hanno firmati l'altro ieri, non sono mica soltanto ieri, sono velocissimo. Professore, intanto grazie, perché comunque io ho studiato a Bruxelles, ho fatto il programma Grozus, sono allievo del professore Olerio Pappalardo, che sicuramente lei ha conosciuto, eccetera. Quindi sarebbero tante le domande, io sono anche presidente regionale del FAI, il Fondo per l'Ambiente, quindi tante cose, però ce n'è una che mi resta così, che vorrei condividere con lei, Università di Bergamo, Confindustria, cioè come possiamo sfruttare meglio i fondi strutturali, i fondi che ci dà l'Europa. Sono stato quest'anno a Cracovia, in Polonia, e c'è la piena occupazione, li stanno utilizzando perfettamente. E la seconda è, ma la regione siciliana, con le competenze esclusive, per esempio, che ha nel turismo o nella cultura, è un limite oppure è un'opportunità ancora oggi? Grazie, anche questa è una grande domanda che fra l'altro mi entusiasma. Noi siamo soliti dire, un riferimento lo facevo con Antonio in macchina venendo, che le regioni in Italia non hanno dietro una cultura giuridica ed economica come i Länder tedeschi. I Länder tedeschi decidono dei fondi strutturali, loro direttamente trattano a Bruxelles, ma da sempre i Länder hanno questo potere. Da noi no, la regione fondi strutturali li ha, ma dipende dallo Stato. La regione, soprattutto a statuto autonomo come la vostra, cosa, vi faccio un esempio, non ha fatto e avrebbe potuto fare? Lo dicevo a lui. Il titolo quinto della Costituzione ha modificato la Costituzione, Mariella lo sa perché gliel'ho detto tante volte anche a Palermo negli anni scorsi, e ha dato alle regioni la facoltà di legiferare anche prima dello Stato sull'applicazione delle direttive europee. 90% delle leggi che noi abbiamo del mercato unico sono direttive europee. Quando esce una direttiva europea, la regione può fare una legge. Le nuove leggi sulle direttive sono quelle che entrano nei nuovi mercati occupazionali. La mancanza di quella legislazione non provoca l'occupazione. Noi oggi abbiamo un gran problema, lo dicevo a lui come giurista. L'economia circolare, la direttiva 851, 849, 50, 51 e 52. 52 gli imballaggi, la sto trattando io in un modo. La 51 sono i rifiuti. Voi se avete qui persone che lavorano nei comuni nei rifiuti non autorizzano il no waste, no rifiuto, perché non c'è la legislazione in Italia e ci sono possibilità di lavoro. Nella plastica è facile e si è fatto, ma in altre no. Allora 5 regioni oggi vogliono fare una legge loro perché lo Stato non l'ha ancora fatto. Lo Stato non è, però la regione Sicilia lo può fare, ma non ha la cultura per farlo. Manca all'interno della Sicilia la consapevolezza e la capacità di creare una legislazione sull'energia, sui rifiuti che sono demandati alle regioni, non c'è la capacità di farlo. Allora bisogna svegliare questo, sviluppare, ma la capacità non nasce solo in una persona, è un po' come un'onda che nasce dal basso. Quanto più cresce la cultura di un popolo all'interno di una regione, tanto più preme e fa capire alla propria classe politica che ha bisogno di risposte, ma se non c'è questa forza non ci sono le risposte, capite? Quindi quello che voi dovete fare è aumentare questo tipo di formazione non formale per diventare voi anche gestori dello sviluppo, imponendo a una classe politica una legislazione che può fare e non fa e lascia la disoccupazione. Allora, se non ci sono altre domande... Ci sono altre domande? Posso dire per Federici allora? E allora, prego, c'è un'altra domanda? Volentieri. Non lo lasceremmo mai andare via, sostanzialmente. Finisce la domanda e la risposta. L'educazione, la formazione
l'educazione non formale è proprio questo. Esatto, infatti buonasera a tutti e grazie per questa serata davvero interessante. È all'insegna appunto dell'educazione non formale che anch'io prediligo, tant'è che tra un paio di giorni partirò per un Erasmus Plus dove lei sa appunto il metodo è esclusivamente non formale. E quindi è veramente uno dei tanti vantaggi anche che l'Unione Europea ci dà. E io ne riconosco tanti perché sono figlia dell'Unione Europea, sono una super europeista, addirittura federalista, quindi un passo successivo. La mia domanda invece riguarda quello che lei ha detto sulla pace. Giustamente lei ha ricordi che riguardano la guerra, cosa che io non ho. E quindi ci bisogna ricordarlo perché i giovani a volte sottovalutano questa pace che oggi abbiamo. Eppure come spieghiamo il fatto che la Brexit è stata votata più dagli anziani che i giovani? Cioè erano i giovani invece, e credo forse un po' in tutta l'Europa che siano i giovani a credere più nell'Unione Europea che gli anziani. Quindi forse abbiamo investito troppo sui giovani che già nasciamo come figli dell'Unione Europea, ma c'è stato magari questo piccolo errore o svista di non investire magari sulle generazioni un po' più grandi, diciamo, rispetto alle nostre. Grazie. Quello che dice la signorina è vero, in Inghilterra i giovani sono arrabbiatissimi e vogliono restare, sono più gli anziani che hanno meno cultura dei giovani che vogliono invece uscire dall'Unione Europea. Però quello che dice anche la signorina mi consente di dire una cosa. Spesso noi, ma è un errore che facciamo tutti noi, non storicizziamo i fatti. Noi viviamo nel presente con la convinzione che il presente sia la normalità e debba restare uguale per sempre, mentre cambia la storia. E se voi incominciate a analizzare la storia, e oggi venendo in macchina parlavo con Antonio e gli dicevo che un libro che rivoluzionò un po' le mie idee nel 60, Edward Carr, 6 lezioni sulla storia, docente a Cambridge, libricino Feltrinelli, costa 14 euro, ma è una cosa meravigliosa. Edward Carr vi dice: se voi volete capire il futuro, entrare nei cambiamenti che ci sono, gestirli, studiate il passato. E lo facevo facendo un esempio con Antonio. E l'ho detto anche a Bruxelles, con alcuni che sostenevano un po' il nazionalismo, noi dell'Italia, noi Italia, noi Italia. Dicevo loro, mio nonno, ma parlo proprio del papà di mio papà, nacque che non esisteva l'Italia, nacque nel 1860 e nacque nel Granducato di Toscana, mio nonno. Lo conobbi da piccolino. Ma conobbi meglio il suo pensiero da mio padre, che morì che io ero piccolo ma fece a tempo a dirmelo. Mio nonno era sempre arrabbiato perché l'Italia per lui era la Toscana, perché questi invasori piemontesi che sono venuti adesso l'Italia. Io sono toscano e voglio essere toscano, e non vedeva volentieri questo allargamento dalla Toscana verso l'Italia. E quindi perché suo padre, che era sempre stato toscano, gli diceva che loro erano toscani, lui era nato toscano ma non era più toscano. Guardate che lo stesso discorso avviene in Europa. Quando a me chiedono cosa sono, io dico un europeo nato in Italia, ma è la cosa più importante quello. Io sono convinto che fra 100 anni, 150 anni, forse noi, se voi mi studiate la storia, e l'ho fatto in un intervento a Bruxelles con gli amici finlandesi, danesi, olandesi, soprattutto gli olandesi e i danesi che hanno spesso un po' di astio contro l'Europa, ma guardate cos'erano la Danimarca e l'Olanda e la Svezia e la Finlandia 50, 100, 150 anni fa, non erano quelle di adesso, la Danimarca era insieme alla Svezia, poi si sono separate e poi riunite. Tutte le nazioni europee hanno avuto nel passato delle trasformazioni enormi. Il Belgio, dove io vivo la maggior parte della mia settimana, non esisteva, hanno preso un pezzo di Olanda, un pezzo di Francia per poter avere uno stato cuscinetto e hanno creato, e oggi c'è la tensione tra i fiamminghi e i valloni, l'hanno creato. Quindi voi siete convinti che fra 100 anni l'Italia sarà ancora quest'Italia? Io sono convinto che fra 100-150 anni probabilmente noi avremo 6-7 macro regioni in Europa
Europa che si governeranno. Noi, Lombardia, diceva ad Antonio, 10 milioni di abitanti, con con Baviera 13 milioni di abitanti, abbiamo uno scambio commerciale che è superiore a quello che tutta la Germania ha con il Giappone, è superiore. Quindi noi con il Monaco e con tutta la Baviera abbiamo un legame così stretto che potremmo creare una macro regione insieme e i nostri figli crescere in questa cioè col tempo, se voi studiate la storia del passato, voi capite che avvengono delle mutazioni e queste mutazioni sono sì che vi fanno saltare quelle convinzioni che voi avete talvolta oggi, invece vi proiettano verso una dimensione che può cambiare, perché la storia cambia e questo ve lo dice Edward Carr, non io. Grazie.